Castelfranco, prosciugamenti proseguiti anche oggi, primo sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile Nazionale per poter accedere al fondo statale per i danni ambientali. Asolo, dopo l'emergenza, l'amarezza di dover mettere mano al materiale finito nell'acqua, tanti gli oggetti e documenti buttati al macero, pagine di storia personale perduti per sempre. La lunga e emozionante visita di Papa Francesco a Verona all'arrivo e la ripartenza dallo stadio Bentegodi, dove ha celebrato la messa di fronte a 31.000 persone, dall'arena l'appello alla pace, un abbraccio simbolo. Colpo nella notte al Fantic Store di via Nualesa Treviso, sparite biciclette per 20.000 euro, i ladri sono entrati fornendo il muro limitrofo all'attività commerciale. Furto in casa di riposo Marani a Paese, malvivente scappa con i pannoloni per anziani, identificato e denunciato dai carabinieri. Negozi e musei aperti fino a tarda sera, maratona di radio DJ e un clima finalmente dei migliori. Treviso pronta a celebrare un weekend da tutto esaurito. Rugby troppo forti i Bulls per questo Benettone, i Leoni finiscono sconfitti per 56-35 in Sudafrica, i Bulls si assicurano un posto tra le prime 4, per il Benetton tutto rimandato all'ultimo turno. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque l'avete sentito, dopo il nubifragio di giovedì sera, l'aspirazione dell'acqua dai locali di ieri. Oggi per Castelfranco è stata la giornata del fango, dello sgombero dei materiali resi inutilizzabili dall'inondazione, ma anche il primo sopralluogo dei tecnici della Protezione Civile Nazionale per poter accedere al fondo statale per danni ambientali. Sono arrivati nel primo pomeriggio a Castelfranco i funzionari della Protezione Civile Nazionale, oltre a quella regionale e al Genio Civile. Un sopralluogo in Veneto per fare una prima valutazione dei danni subiti al momento dalle strutture pubbliche, ovvero ponti, strade, ma anche palestre, scuole, e per la città anche la casa di riposo, la stazione dei carabinieri e della polizia locale. Tutte strutture allagate dal nubifragio di giovedì sera e che vanno a sommarsi ad abitazioni e attività commerciali duramente colpite dall'acqua e dal fango. A condurre la delegazione il sindaco Stefano Marcon, convinto che si possa accedere al Fondo Nazionale per le calamità naturali. Credo che i criteri crismi per lo stato di calamità naturale ci siano tutti. Cercherò di avere la conferma di questo e di far sì che si proceda nel modo più celere possibile nel ristoro dei disagi e dei danni patiti. E nel sopralluogo i tecnici nazionali, pur non rilasciando dichiarazioni ufficiali sulla valutazione dei danni, hanno sottolineato con ammirazione la velocità nella pulizia e nel ripristino dei locali da parte dei cittadini, pur nella mole di materiale fatto sgomberare dai locali come per la libreria Massaro. Noi abbiamo un sacco di danni, poi ovviamente il libro è tutto a macero? Tutto a macero, però ripartiremo più forti di prima. Fate una conta dei danni. Noi saremo intorno ai 200-300 mila euro di danni. E ancora una volta è stata la solidarietà alla marcia in più di questa emergenza. Per gli angeli del fango della Massaro! Hip hip urrà! Hip hip urrà! Il nubifragio di giovedì sera su Asolo, oltre ad aver allagato gli scantinati delle abitazioni in pianura, ha parzialmente isolato diverse abitazioni in collina. L'ultima strada è stata riaperta questa mattina, portando alla normalità una decina di abitazioni. Immagini delle riaperture dell'ultimo tratto di via Forneto sulla collina ad est della Rocca di Asolo. Qui una quindicina di famiglie erano rimaste parzialmente isolate dal nubifragio di giovedì sera. Smottamento della strada, ma anche tanti alberi caduti che oggi sono stati tagliati per essere distribuiti alle famiglie come legna da ardere. L'altra sera è venuto il diluvio, siamo stati bloccati, la strada è franata, che non è la prima volta comunque che mi frana, ma stavolta è andata del tutto. Adriano Carraro gestisce una quarantina di vacche da latte che deve essere consegnato tutti i giorni. Dobbiamo trasportare il latte con cisterne, passiamo appena col trattore. Quindi insomma in qualche maniera ce l'avete fatta, ma poi sono venuti giù anche gli alberi, vedo che state... Sì, dopo ho dovuto intervenire con la motosega, che piante, rovesciate, tutto. Nubifragi che rendono sempre più difficile la vita in questi luoghi, seppur meravigliosi. Siamo nati qua, ma se tornassi indietro non è il posto di fare agricoltura da queste parti. Dopo c'è troppo abbandono ormai. Bisogna fare manutenzione non solo alle strade, ai boschi, ai canali d'acqua, a tutto, perché sennò
può finire tutto. Ecco, lei che è stato in mezzo al bosco, in quell'ora e mezza d'acqua, cosa ha visto? Ha avuto un po' di paura? Per fortuna che era verso sera, si era dentro, ma un po' di paura sì. Dopo l'alluvione dell'altra sera e i prosciugamenti di ieri per i cittadini delle zone colpite dal nubifragio, oggi è stato il momento di mettere mano al materiale finito nell'acqua, tanti gli oggetti e i documenti buttati al macero, pagine di storia personale perduti per sempre. Io ho buttato via le ecografie dei miei 3 figli, un ricordo che doveva rimanermi per sempre, eppure ho dovuto buttarli, come anche tutte le visite mediche e anche tutta la documentazione di mio figlio che è asmatico, è tutta là. Non ho più niente, come anche i dati della casa, tutto. Non ho niente. Un pezzo di vita che se ne va, insomma. Esattamente. Il ragno che strittola distruggendo gli oggetti della quotidianità è una delle tante facce di questa alluvione ad Asolo. Dopo le paure, la rabbia per i danni, ora è lo sconforto per i ricordi perduti nel fango. Qui siamo a Sant'Apollinare, una delle frazioni ai piedi della Rocca. Qui la gente ha iniziato subito a rimboccarsi le maniche e il risultato è questa montagna di mobili, elettrodomestici, computer e molto altro che l'acqua e il fango hanno reso rifiuti. Tonnellate stimano dal comune, considerando che questo paesaggio desolante si ripete in quasi tutto il territorio di pianura. Per questo tecnici e assessori hanno definito punti di raccolta come questo, con indicazioni precise per i cittadini. Dobbiamo cercare di far sì che in questa fase ci sia una separazione del rifiuto. Cioè, diciamo materiale elettrico con materiale elettrico, legno con legno e altre sostanze per conto loro, in modo di riuscire a fare una raccolta il più possibile differenziata. Tutto questo naturalmente dopo aver fotografato tutto? Esattamente, ogni famiglia deve fotografare, documentare i danni, trasmetterli al comune ufficio ambiente. 4 i container scarrabili che Contadina ha predisposto in un continuo via vai con il centro di raccolta di Lovadina. Quanti giri sta facendo oggi? Questo è il secondo camion rimorchio. Secondo camion rimorchio? Sì. E dentro cosa avete caricato? Ingombranti essenzialmente. Ingombranti, elettrodomestici, un po' di tutto. Nastro? Abbastanza. Ma dietro all'efficienza dello sgombero rimane il dolore per qualcosa della propria vita perduto per sempre. Una cosa devastante proprio. Non gli augura nessuno? Assolutamente no. Proprio, guardi, una cosa... Guardi, tutte le cose dei bimbi, tutte le nostre robe non importanti perché le avevamo fortunatamente di sopra, però tutto. Un pezzo di storia che se ne va? Sì, andato. Salutato, ciao. Sconsolato? Avvilito. Non ho parole. E proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Treviso per i danni del maltempo. I pompieri continuano ad operare per lo svuotamento di abitazioni finite sott'acqua. Le immagini che vedete sono relative ad interventi a Casier, Casale sul Sile e Silea per il recupero di natanti. Sul posto anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza. Nella Marca da mercoledì sono state ricevute 466 chiamate di soccorso, 211 interventi eseguiti con squadre sul posto, 10 interventi in corso, 245 interventi non più necessari. E continuiamo a parlare del maltempo. Nell'area meridionale della provincia di Treviso l'allerta meteo continua a rimanere rossa fino a domani lungo l'asta del fiume Sile per situazioni localizzate oggetto di attività del Genio Civile, situazione monitorata anche a Rovarè di San Biagio dove siamo tornati e dove si continua a lavorare per liberare le abitazioni finite sott'acqua. Adesso stiamo buttando fuori tutto, come vedete. Noi abbiamo tutta la cucina, l'arredamento che era il piano terra, tutto a buttare via, un congelatore completo, piccolo a cassetti, 4 cassetti di carne buttati.
il frigo, adesso vediamo, le macchine già dal baule erano piene d'acqua, potevi mettere i pesci. Via San Nicolò, Rovarè di San Biagio di Callalta. Ieri l'avevamo vista così, invasa da quasi 1 metro d'acqua. Oggi resta solo il fango ed una montagna di cose da buttare che i residenti stanno accatastando davanti casa. Mobili, elettrodomestici, scarpe, vestiario, ben poco di ciò che era nei piani bassi si è salvato. C'è molta solidarietà tra vicini di casa. Tutti hanno subito danni, ma ci si aiuta l'un con l'altro. Stamattina ci stiamo tutti aiutando perché la via è tutta unita e ci aiutiamo a buttare fuori tutto, perché comunque i mobili non puoi recuperarli. Sono tutti bombati, sono scoppiati addirittura, quindi chi aveva la spesa, chi aveva altro, come vedete, così è. Per fortuna ci stiamo aiutando. La protezione civile è solo da ringraziare, perché comunque ha fatto anche i giri per vedere se avevamo bisogno d'aiuto, e quindi altro niente, la situazione così è. Eravamo una delle vie prese peggio, perché dentro da me c'erano 1 metro d'acqua dentro. Nel vicino condominio, sulla principale via Grande, che ha avuto i garage completamente sommersi, l'acqua è scesa, ma cresce la tensione per pregresse questioni che l'alluvione ha evidentemente amplificato, tanto che l'amministratore, per placare gli animi, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nelle villette confinanti, intanto, si continua a lavorare per togliere il fango. Adesso devi pulire i pavimenti perché sono tutti con la terra marrone. Diciamo con buona volontà, la macchina è entrata l'acqua, adesso stiamo levandola via, insomma, quindi diciamo che sono molto più sfortunati quelli che hanno trovato proprio i 70 centimetri, loro che effettivamente con tutte le macchine, io a parte levare l'acqua, quindi ringraziamo Dio, poi c'è stata anche la collaborazione della protezione civile, quindi a mano io e uno della protezione abbiamo cercato di levare tutto e adesso buttiamo fuori quello che dobbiamo buttare fuori. Il meteo ha dato una tregua, ma la conta dei danni è ancora in corso e si preannuncia salata. Sentiamo Mario Conte, presidente dell'Anci Veneto. Porto la mia vicinanza e solidarietà invece ai sindaci dell'Alto Trevigiano, Castelfranco Veneto, Asolo, i sindaci vicentini e padovani che hanno subito ingenti danni, loro e le loro comunità. Noi ci siamo messi fin da subito tutti a disposizione per supportare i nostri colleghi sindaci, dico non soltanto Treviso, ma davvero c'è stato un movimento di solidarietà amministrativa importante che ci ha consentito oggi di cominciare a tirare il fiato, però continuiamo ad aiutarci, continuiamo ad aiutare queste comunità perché sono ancora molte le famiglie che non possono rientrare nelle loro abitazioni e ricordiamoci sempre di aiutarci perché queste situazioni vanno gestite nel migliore dei modi con la prevenzione attraverso i vasi di laminazione ma anche attraverso la solidarietà nel momento in cui succedono episodi come questi. Ora c'è tutta la partita dei ristori dei danni. Sì, adesso l'appello che faccio ai colleghi e alla cittadinanza è di seguire le indicazioni che verranno date dalla Regione Veneto in modo tale da essere coordinati e riuscire a presentare la richiesta di danni quanto più precisa possibile perché l'obiettivo è quello di ristorare quei cittadini che oggi hanno subito ingenti danni, qualcuno ha perso quasi tutto, quindi agiamo con la massima responsabilità, tempestività, seguendo le indicazioni della Regione Veneto. Ed ora lasciamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo e ai danni provocati proprio dal maltempo e parliamo della storica visita del Papa a Verona che Antenna 3 ha seguito in diretta dalle 7 del mattino. In 31.000 allo stadio Bentegodi per assistere alla messa celebrata dal Pontefice, poi ripartito per il Vaticano. Lo stadio Bentegodi si riempie un po' alla volta durante la giornata mentre Papa Francesco completa il pranzo con i detenuti al carcere di Montorio e si ferma in Vescovado per una breve visita all'anziana madre del vescovo Pompili. Da Porta Palio spunta la 500 del Santo Padre. La 500 bianca che porta Papa Francesco allo stadio Bentegodi. Vediamo se riusciamo a farci fare un saluto dal Papa alzato, vedete la mano. L'entusiasmo allo stadio cresce. Siete tutti ma non mi interessa da quest'oggi in poi, ogni mio respiro sarà per voi. Avete portato i vostri ragazzi qui? Sì, siamo tutti 4. Siamo stati in arena stamattina, sì, e poi siamo venuti qua in processione, a piedi.
Il pontefice fa il suo ingresso, un lungo giro per stringere mani, accarezzare volti, poi la celebrazione di Pentecoste inizia. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio di vivere la vita cristiana. Tante volte troviamo cristiani che sono come l'acqua tepida, né caldi né freddi, no? Gli manca coraggio. Lo Spirito fa l'armonia della Chiesa, ognuno differente all'altro, ma in un clima di armonia. Insieme lo Spirito ci fa l'armonia, insieme lo Spirito ci fa l'armonia. Il contrario dell'armonia è la guerra, è lottare uno contro l'altro. A concelebrare i vescovi e il patriarca di Venezia. Grazie per l'Evangeli Gaudium che lei non ha semplicemente scritto, ma che lei incarna alla perfezione con il suo modo di essere, la sua freschezza imprevedibile, la sua creatività sempre spiazzante. Alziamoci per camminare nel nostro tempo, per costruire la pace, per confessare la fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio e il Figlio dell'uomo, l'unico Signore della nostra vita. Amen. E continuiamo a parlare della visita a Verona di Papa Francesco, Arena di Pace 2024, sul palco insieme al Santo Padre, testimoni di pace e cooperazione. L'immagine simbolo, l'abbraccio a due imprenditori, uno israeliano e l'altro palestinese, che in guerra hanno perso i loro cari. L'abbraccio di Papa Francesco all'israeliano Maoz Zinon e al palestinese Aziz Sarah è l'immagine simbolo, il messaggio più forte che si è levato dall'Arena di Pace 2024. Il primo ha perso i genitori per mano di Hamas, il secondo il fratello per mano invece dell'esercito israeliano, ma questo non ha impedito loro di diventare amici e collaboratori. Il nostro dolore, la nostra sofferenza ci hanno avvicinati. Ci hanno portato a dialogare per creare un futuro migliore. Siamo imprenditori e crediamo che la pace sia l'impresa più grande da realizzare. L'Arena in piedi li applaude, il pontefice chiede un minuto di raccoglimento e preghiera. Davanti alla sofferenza di questi due fratelli, che è la sofferenza dei due popoli, non si può dire nulla. Non si può dire nulla. L'Arena di Pace torna dunque a riunirsi. Sul palco Amadeus, Francesco dialoga con le varie realtà della società civile, dell'associazionismo, dei movimenti popolari presenti in Italia. Si susseguono le testimonianze video e in presenza. Lei è un uomo di pace e lei può fare molto. Auguro a tutti, con le parole di Don Tonino Bello, di essere malati di pace. Questa è una patologia da cui nessuno di noi deve guarire. Grazie Papa Francesco. L'individualismo è all'origine delle dittature, accusa il Papa, che invita a non avere paura dei conflitti. Fanno parte della nostra vita, sono fisiologici, quando non travalichino la soglia della violenza. Quindi non averne paura dei conflitti, benvenuti per risolverli. Agire come comunità, dare voce ai piccoli, bambini, anziani. Stiamo attenti con i vecchi. I vecchi sono saggezza. Non dimentichiamo questo. Io lo dico con dolore. E questa società tante volte nasconde i vecchi, abbandona i vecchi.
A cantare per Papa Francesco c'è anche la trevigiana Erika Boschiero. Un'emozione grande per quello che rappresenta, soprattutto in questo momento storico, perché credo sia l'unico capo di Stato che ha veramente preso una posizione per la pace attiva, no? Ed è una posizione scomoda forse per certi versi. La pace, conclude Francesco, la creano i popoli. Sono sempre sogni a dare forma al mondo e sogna chi ti dice che non è così. Sogna chi non crede che sia tutto qui. Siamo alla cronaca, colpo nella notte al Fantic Store di via Noalese a Treviso, sparite biciclette per 20.000 euro, i ladri sono entrati forando il muro limitrofo dell'attività commerciale. Questa notte, attorno alle 2 di notte circa, è un furto che si è protrattato a lungo tempo perché hanno avuto tempo di sfondare un muro della proprietà attigua e quindi entrare poi nel nostro negozio. Noi ci siamo accorti solo quando il nostro allarme è entrato in funzione. È grande il rammarico al Fantic Store di via Noalese 94 a Treviso, esercizio commerciale finito al centro di un'incursione ladresca notturna. Ignoti sono riusciti a entrare all'interno del negozio facendo sparire costose biciclette del valore di migliaia di euro ciascuna. Siamo riusciti a quantificare ancora in modo approssimativo, però crediamo 4 biciclette del valore circa di 20.000 euro. Probabilmente i ladri sono andati a colpo sicuro, concentrandosi sui mezzi più costosi e appetibili. Come per altri punti vendita della marca trevigiana, per la Fantic non si tratta della prima visita sgradita. Questa è già la seconda, abbiamo avuto già una visita a luglio dello scorso anno. Siamo aperti a metà servizio, però sicuramente già dalla prossima settimana saremo di nuovo operativi. Terminata la conta dei danni, il negozio, che è assicurato, formalizzerà la denuncia ai carabinieri. Nel frattempo resta l'amaro in bocca quando ci si trova a fronteggiare episodi come questi. Fa piacere, è un lavoro il nostro in cui non prevediamo di dover affrontare queste cose. Noi siamo molto legati a un fattore di divertimento, di sport, invece ci tocca anche fronteggiare queste situazioni. Ed ora ci spostiamo a Casale sul Sile. Il ragazzino di 13 anni precipita dal lucernario della cripta del cimitero di Casale, è stato ricoverato all'ospedale. Ieri sera è rientrato con un amico nel Camposanto, forse per una bravata. C'erano dei ragazzini che camminavano insieme ai lucernari e sono caduto. Poteva trasformarsi in tragedia la bravata di 2 ragazzini di 13 e 12 anni che ieri sera hanno deciso di entrare nel cimitero di Casale sul Sile e salire sulla copertura della struttura che accoglie i loculi, una costruzione in cemento parzialmente interrata, illuminata da dei grandi lucernari semisferici in plexiglass. Proprio sui lucernari i ragazzini hanno cominciato a salire, forse a saltare. Ad un certo punto una delle cupole ha ceduto ed il 13enne è precipitato nella cripta facendo un volo di quasi 3 metri prima di schiantarsi sul pavimento. È stato l'amichetto a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati poco dopo i sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzino al Cafoncello, dove è stato ricoverato per le ferite riportate nella caduta. Contestualmente sono arrivati anche i carabinieri che hanno avvisato i genitori dei 2 minori. Non è la prima volta, raccontano i cittadini, che giovanissimi entrano nel cimitero. Che i ragazzini vengono dentro, sì. Però non è successa una cosa del genere, no, non è mai successo. Quel che è certo è che sarebbe potuta andare molto peggio. Ed un banale gioco, una bravata, si sarebbe potuta trasformare in tragedia. Giusto un anno fa un 14enne era rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto di un capannone abbandonato proprio a Casale sul Sile, sul quale era salito con alcuni amici, probabilmente per scattare delle foto. Furto in casa di riposo Marani a Paese, il ladro scappa con i pannoloni per anziani, identificato e denunciato dai carabinieri. Un colpo messo a segno la scorsa notte. Un ladro è entrato nella casa di riposo Marani e ha fatto razzia di scatoloni di pannoloni destinati agli anziani, alcuni zoccoli da lavoro del personale ed un giubbotto. A scoprire il furto la mattina presto un inserviente quando ha fatto il consueto giro di verifica e controllo della struttura. Ad un certo punto si è accorto che una porta era aperta e che mancava del materiale. Non solo, ma ha fatto anche in tempo a scorgere la presenza di una persona che, scoperta, si è data velocemente alla fuga. È probabile che il ladro avesse già messo a segno il
il furto, ma che fosse rientrato nella struttura per recuperare il cellulare che aveva perso o dimenticato. Immediatamente è stato dato l'allarme. In pochissimo tempo, grazie alla descrizione fornita, i carabinieri hanno identificato l'autore del furto. Si tratta di un 40enne con vari precedenti penali. Nella sua abitazione è stato recuperato il materiale sottratto alla casa di riposo e diversa merce, forse provento di altri colpi. Le indagini dei carabinieri. Condannato a 6 anni di reclusione e 2.400 euro di multa, un ladro seriale che utilizzava numerosi alias, il 1° novembre scorso assieme ad altri 2 complici aveva messo a segno un furto in un'abitazione di proprietà di un 38enne a Casale sul Sile. La banda aveva trafugato una cassaforte successivamente ritrovata contenente numerosi monili in oro e pietre preziose e denaro contante per quasi 20.000 euro di valori. I carabinieri della compagnia di Treviso hanno arrestato in flagranza di reato 3 soggetti, il 43enne albanese, un 20enne di origini kosovare ed un 49enne italiano trovati in possesso di ingente refurtiva verosimile provento, oltre di questo furto anche di altre razzie nella Marca trevigiana. Il GIP presso il Tribunale di Treviso ha disposto per tutti l'applicazione delle misure cautelari, la più grave delle quali la custodia cautelare in carcere proprio per il 43enne albanese che si era già reso responsabile in passato di reati contro il patrimonio. E verranno celebrati lunedì 20 alle ore 15:30 nella chiesa arcipretale di Preganziole i funerali di Lisa Labrozzi, la 39enne dirigente di Forza Italia trovata morta lunedì nella sua casa di Casale sul Sile. Lisa, che avrebbe compiuto 40 anni ieri, era anche componente del consiglio di amministrazione di Contarina. A dare l'allarme era stato il padre Carlo Felice. Oltre a lui lascia la mamma Anna Maria, i fratelli Luca e Andrea e i nipoti. Dopo le esequie la salma proseguirà per la cremazione. Ed ora ci fermiamo, una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio, negozi e musei aperti fino a tarda sera, maratona di Radio DJ e un clima finalmente dei migliori. Treviso pronta a celebrare un weekend da tutto esaurito. Fine settimana ricco di eventi a Treviso, città che in queste ore ha accolto migliaia di persone da tutta Italia. Il clima, finalmente favorevole, è la ciliegina sulla torta. Un weekend dai numeri importanti, ricordo che domani ci sarà la DJ 10, questa mattina abbiamo inaugurato il village di Radio DJ con la consegna dei pettorali, questa notte la notte bianca, i musei aperti e domani ci sarà anche il trofeo Topolino che vedrà più di 5.000 ragazzi, bambini confrontarsi nel campo da rugby per fare meta. Per la DJ 10 sono attesi 12.000 partecipanti che hanno ritirato la pettorina rossa in vista della partenza di domani mattina alle 9:30. L'Inus ha ricevuto oggi dal sindaco Conte le chiavi di Treviso. La serata si preannuncia frizzante grazie alla vitalità dei negozi aperti fino a tarda sera. Non resteranno delusi nemmeno gli amanti della cultura con le tante occasioni presenti in un territorio che storicamente ha molto da far conoscere ai suoi ospiti. Questa mattina per i preparativi non c'è stato il consueto mercato cittadino. Sul fronte della viabilità il Comune con un'apposita ordinanza ha disposto per domani il divieto di circolazione dalle 4 alle 12 sul tratto di circonvallazione esterna compreso tra Porta Carlo Alberto e Porta San Tommaso. Interdette anche diverse zone del centro storico fino al termine della manifestazione sportiva. E continuiamo con lo sport. Troppo forti i Bulls per questo Benetton. I Leoni finiscono sconfitti per 56-35, 9 mete a 5 a Pretoria in Sudafrica. Un risultato senza discussioni. In questo modo i Bulls si assicurano un posto tra le prime 4 nella stagione regolare che finirà tra 2 settimane. Quindi i sudafricani giocheranno i playoff. Per il Benetton che sperava nel successo tutto è rimandato all'ultimo turno. Sabato 1 giugno al Monigo contro gli scozzesi dell'Edimburgo, sperando che un'eventuale vittoria sia sufficiente perché tutto dipenderà anche dai risultati delle altre dirette concorrenti. 44esima edizione del torneo di mini rugby città di Treviso, sport e tanto divertimento in questo fine settimana alla Ghirada con oltre 5.000 bambini. Per il rugby, ora! E ora! In
Entusiasmo alle stelle, tanta voglia di giocare e divertirsi per i circa 5.000 bambini impegnati nel torneo di mini rugby Città di Treviso. 272 squadre da tutta Italia, dai più piccoli dell'Under 6 fino ai dodicenni, tra atleti, allenatori, genitori, oltre 12-13.000 persone ad invadere la Ghirada in una bellissima e colorata festa. Ormai Treviso è diventato un punto di riferimento e un fiore all'occhiello per la società, per la città, ma per tutto il movimento. Ormai Treviso è considerato, diciamo così, la finale di una stagione agonistica per i bambini, quindi aspettano questo torneo come evidentemente come la pagella di fine anno a scuola. È un momento importante e viene considerato come un po' la finale del campionato italiano, anche se proprio non c'è del mini rugby, però chi vince il torneo Città di Treviso diventa campione d'Italia delle varie categorie. Un torneo sportivo importante dal quale sono uscite generazioni di campioni, ma che è anche e soprattutto una grande festa. Una festa di poter condividere i valori del rugby, la partecipazione, lo stare insieme, allo stesso tempo lottare in campo portando la palla avanti e poi dopo, come dicevo prima, il terzo tempo tutti insieme, quindi è bellissimo, una bella festa. E la festa è tutta nell'entusiasmo dei piccoli giocatori. È un bel momento per noi e che stiamo giocando un felice momento perché siamo a casa. Dobbiamo vincere il Topolino, l'altro anno abbiamo perso contro il Monselice 6-1 e dobbiamo vincerlo tutto qui. Bisogna placcare, fare pressione. Forza lotta, non mollare, ora è sempre un leone, e uno, e due, e tre, leoni! Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, sono gravi le condizioni di una 81enne ruzzolata in una scarpata in località Lacedel di Cortina d'Ampezzo. L'anziana stava togliendo la spazzatura lasciata da incivili nelle vicinanze della sua abitazione quando probabilmente a causa del terreno reso viscido dalla pioggia è caduta scivolando per una trentina di metri. La donna è stata soccorsa dai volontari del Soccorso Alpino e dalla Guardia di Finanza e trasportata all'ospedale di Bolzano a bordo dell'elicottero Pelican. Estorsione per un debito di droga, arrestato dalla squadra mobile di Belluno un pregiudicato di 33 anni ricercato con un ordine di carcerazione emesso dalla procura del capoluogo. Il giovane nel gennaio del 2023 si era reso responsabile di una violenta aggressione causata da un debito di 200 euro accumulato dalla vittima in seguito all'acquisto di alcune dosi di cocaina. Localizzato in provincia di Rimini, il 33enne è stato arrestato ieri mattina con l'ausilio degli agenti della squadra mobile e trasferito nel carcere di quel capoluogo. L'orso di passaggio in Val di Zoldo è tornato a cibarsi di miele dopo la scorpacciata di qualche giorno fa a Fornesighe. Nella scorsa notte l'orso ha colpito un altro apiario, stavolta in località Solagnotto, poco prima di Forno di Zoldo, e la beffa è che anche stavolta a farne le spese, e che spese, è stato Renato Pancera, l'apicoltore danneggiato nella notte tra mercoledì e giovedì. La Polizia Provinciale sul posto per gli accertamenti riferisce che con ogni probabilità si tratta dello stesso esemplare che si era già manifestato in Val Zoldana qualche giorno fa. Gli esperti faunistici della Polizia Provinciale invitano gli apicoltori a mettere in atto tutte le azioni di vigilanza e prevenzione come recinti elettrificati. Con una buona prevenzione, dicono gli agenti provinciali, si può scoraggiare subito l'orso, che in questi casi è un animale in transito. A Belluno è stato presentato il progetto di respiro nazionale dedicato ad Arrigo Boito e Eleonora Duse nel centenario della morte della Divina. Quel filo rosso d'amore e di straordinaria letteratura che legò per oltre 10 anni il letterato, librettista e compositore Arrigo Boito, espressione del movimento artistico degli Scapigliati con Carlo Dossi e Emilio Praga, e la divina Eleonora Duse, adornerà nel prossimo autunno Ponte nelle Alpi, Belluno, Vittorio Veneto e Zero Branco, in provincia di Treviso. La cultura con la C maiuscola, il germe piantato 2 anni fa dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, che grazie alla disponibilità della Fondazione Giorgio Cini di Venezia è riuscito ad ottenere parte del carteggio originale
originale Boito Duse e il relativo materiale fotografico, che saranno esposti a Palazzo Fulcis dal 15 novembre al 6 gennaio 2025. Il bel sogno d'amore di Arrigo Boito, 10 anni che sono stati insieme, una relazione stupenda che ha dato un carteggio anche artistico di grande levatura. Grazie al contributo della Regione Veneto, che l'ha inserito tra i grandi eventi del 2024, della Camera di Commercio e della provincia di Belluno e di alcuni sponsor privati, dal prossimo ottobre il progetto Boito Duse si svilupperà attraverso una serie di attività che spazieranno tra teatro, una mostra, conferenze, proiezioni di un film e di un cortometraggio. La cultura vuol dire anche economia, ha detto il presidente della Camera di Commercio. Questo è un progetto trasversale che quindi vede tutte le 2 province coinvolte con più comuni, ancora di più merita l'attenzione e è meritato ovviamente il supporto in termini economici. Il progetto celebra Arrigo Boito, nato a Polpetta di Ponte nelle Alpi, e Eleonora Duse nel centenario della morte, e quello straordinario decennio di fine Ottocento che vide la collaborazione artistica e la relazione sentimentale tra il celebre librettista e compositore e la divina. Come tutti gli amori termina e gli manderà una lettera d'addio e lui dirà che quella lettera d'addio è stata più che la morte, perché Duse per lui era più che la vita. A Belluno è tutto pronto per Bimbi in bici, la manifestazione di FIAB che promuove la mobilità attiva e l'uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Domani mattina in città sarà festa grande. Domani è una grande festa che come FIAB organizziamo tutti gli anni. È una festa in bicicletta per i bambini e le bambine, per i loro familiari, gli amici che li accompagnano. È tutto pronto a Belluno per una nuova edizione di Bimbi in bici, la manifestazione festosa e colorata che ogni anno diffonde lo spirito dell'iniziativa della FIAB per promuovere la mobilità attiva e l'uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Ci sarà la pedalata vera e propria dal centro verso le frazioni, un percorso di circa 7 chilometri e una novità. Faremo anche una camminata per il centro della città dedicata alle persone dei centri diurni che per la prima volta partecipano alla nostra manifestazione. Al Parco Città di Bologna per tutti la possibilità di cimentarsi nel percorso di abilità attrezzato dai volontari FIAB, la merenda e le premiazioni a cura dell'ULSS Dolomiti, che consegnerà gli attestati di partecipazione alle attività organizzate dall'azienda sanitaria dedicate alla salute e al movimento. Infine la musica della Banda degli Ottoni, una festa grande che ha anche lo scopo di richiamare l'amministrazione comunale di Belluno alla necessità di riconoscere il diritto al movimento e alla salute dei più piccoli, garantendo la mobilità attiva. Per far questo però è necessario garantire la sicurezza, e per noi questo significa ridurre la velocità delle auto in maniera generalizzata all'interno della città, avere ad esempio marciapiedi sopraelevati più sicuri, avere attraversamenti pedonali a livello dei marciapiedi, avere maggiori percorsi ciclabili, soprattutto nei tragitti casa-scuola, per garantire ai bambini la possibilità di andare e ritornare da scuola, e soprattutto aree libere davanti alla scuola dalle auto. Siamo arrivati al termine, dopo la sigla, le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.